Non conosce ostacoli la corsa dell'Audax Algherese in vetta alla classifica del girone F di seconda categoria. La squadra di Marco Riu vince 2-0 sul campo della Monserrato e si presenta al big match in programma domenica prossima a Maria Pia contro la Robursennuri con un punto di vantaggio, 20 contro 19. Nonostante la sconfitta, la Monserrato è parsa una squadra solida e difficile da bucare, tanto che la gara è stata decisa da 2 punizioni di monte. Prima frazione di gioco caratterizzata dalle fiammate degli ospiti, ben più pericolosi della Monserrato quando si avvicinavano dalle parti di Sogos. I padroni di casa rispondono con Porcu, ma il numero 9, troppo lento davanti al portiere, viene anticipato. L'Audax è molto veloce nelle transizioni, soprattutto quando recupera palla con Ponti, che in questa occasione serve un pallone a monte che si libera bene i 2 avversari anche con la complicità del treno di Scivoloso, ma la sua conclusione è deviata da Sieni. Ancora l'Audax ha l'occasione giusta per passare in vantaggio. Punizione dalla 3/4 di Riu, Piras si libera bene in aria, ma da 2 passi Sogos di piede respinge miracolosamente in angolo. La Monserrato ci prova sul calcio piazzato prima con Mario Ruiu e poi con Dedola, sulla cui punizione lo stesso Ruiu a sfiorare la deviazione decisiva di testa. Una delle chiavi tattiche del primo tempo è stato il pressing continuo e asfissiante di Ponti su Dedola. All'ennesimo pallone perso dal numero 10 di casa, l'Algherese riparte e serve Angioi, che entra in contatto con Sieni. Manchino fischia la punizione dal limite. Si incarica della battuta lo specialista Monte, che beffa Sogos sul suo angolo. Dal replay si nota la precisione del bomber ospite e la traiettoria infatti è assolutamente imprendibile per il numero 1 di casa. La Monserrato si porta in avanti a testa bassa e ci prova sempre su quei pochi pericoli dalle parti di Pilas, prima con lo stesso Mario Ruiu e poi con il numero 9 Porcu. Ma è ancora sul calcio piazzato, colpisce per la seconda volta. Ed è ancora lo stesso Monte, questa volta dalla parte opposta, a battere Sogos con una parabola perfetta. Una rete stupenda che vale la doppiata personale e che merita anche di essere rivista al ralenti. La rete del raddoppio arriva a pochi minuti dal termine del primo tempo e la Monserrato ha solo questa occasione in mischia con Dedola, che in aria viene praticamente murato dalla deviazione dei difensori algheresi. La ripresa inizia con una novità in casa della Monserrato. Bartolozzi sostituisce lo spento Dedola. Ma pronti via è ancora l'Audax Algherese a legittimare il vantaggio. Falchi raccoglie un pallone vagante al limite dell'aria e calcia a lato di pochissimo. Risponde Ruiu, ma la sua conclusione è assolutamente fuori bersaglio. Poi si fa vedere ancora Monte, che sulla 3/4 scambia in velocità con Falchi e dai 25 metri esplode un gran sinistro sul quale è ancora decisivo Sogos. A questo punto inizia il vero e proprio assedio della Monserrato. Inizia Bartolozzi, con una bella rovesciata chiama Piras alla respinta. Poi Marceddu, con un tiro cross colpisce la parte alta della traversa. Sul proseguo dell'azione ci pensa Cassano a tentare la conclusione dei 30 metri che di potenza viene comunque scheggiata nella traversa. La pallagol più clamorosa capita comunque sulla testa di Mannoni che a pochi centimetri dalla porta manda incredibilmente a lato. L'ultima chance nasce da un calcio d'angolo e questa volta è Porco a deviare di testa da 2 passi troppo debolmente. La gara finisce praticamente qui, con la Monserrato che paga la poca cattiveria sotto porta.